Le campagne della Bassa Padovana sempre più in sofferenza a causa della siccità. Le condizioni del fiume Adige sono davvero critiche. L'Adige ha raggiunto a Boara Pisani una quota di meno 4,31 rispetto allo zero idrometrico. Teniamo conto che i primi problemi cominciamo ad avvisarli quando il livello scende a meno 3,70. Quindi questo significa che siamo 60 centimetri più bassi rispetto al livello di pericolo. Anche in quel caso le derivazioni sono state interrotte, territori sabbiosi con prodotti orticoli di alto valore, di alta valenza economica, non stanno bevendo, rischiando, se non cambierà qualcosa nel brevissimo tempo, di perdere tutto quanto. L'assenza di pioggia ha provocato la risalita del cuneo salino, l'acqua dunque non può essere usata per irrigare i campi. L'acqua salata infatti è un diserbante naturale, spiega il presidente del consorzio di bonifica Adige Po. Già lungo le rive del fiume Po si stanno verificando infatti fenomeni di desertificazione. C'è un principio di desertificazione dei territori che sono più vicini al fiume. Complessivamente l'emergenza non è solamente un'emergenza agricola, non è un'emergenza solamente idropotabile, l'emergenza è ambientale, perché l'acqua salata che va a riempire le falde non la si manda più via se non in tempi molto lunghi e apportando grossi volumi di acqua dolce per fare una sorta di lavaggio di quest'acqua. La situazione è critica anche per l'acqua potabile e la speranza nel meteo, ma ci vorrà molto tempo per recuperare i danni di quest'estate. Nei giorni, se non piove, la situazione non può altro che peggiorare. Le soluzioni a breve termine quindi non ci sono, tutto quello che si poteva fare l'abbiamo fatto, abbiamo riempito all'inverosimile, quando c'era un po' di acqua, tutta la rete idraulica minore e da questa rete idraulica minore, da tutti i canali e fossi, abbiamo preso l'acqua e con delle pompe, motopompe, elettropompe, l'abbiamo immessa nelle condotte irrigue, non risolvendo il problema, ma cercando di dare in qualche modo di lenire i danni.